Euroregione News. Al via la 13ª stagione musicale degli Amici del Pianoforte. È stata presentata nell'antica biblioteca guarneriana la 13ª stagione concertistica internazionale, organizzata dall'Associazione Amici del Pianoforte di San Daniele, che il 9 e 10 giugno inaugura con il coro Egidio Fante in un concerto dedicato a tutti i brindisi della letteratura lirica. Cantiam, facciam brindisi, con la soprano Gladys Rossi, il tenore Giorgio Casciarri e il baritono Maurizio Leoni, sotto la direzione del maestro Fulvio Turissini. Pur essendo per i sandanielesi l'evento culturale più atteso dell'anno, il concerto sarà esule al Teatro di Osoppo per questioni artistiche, così come tutta la stagione, che troverà sede in diverse location della zona. In conferenza è stata illustrata anche la 9ª edizione del San Daniele International Piano Meeting, che si svolgerà dal 1 all'11 agosto e avrà tra i suoi docenti assieme Fulvio Turissini, Jenny Zaharieva, Natalia Trull e Snesana Panoska. Insieme condurranno il seminario per 18 allievi provenienti da ogni parte del mondo, dal Giappone, Malesia, Vietnam, Russia, Bulgaria, Francia, Portogallo, Spagna, Grecia e Italia. Si tratta dell'unico meeting pianistico in Europa ad avere determinate caratteristiche, fra cui anche quelle di offrire ai partecipanti la possibilità di condividere un'esperienza di scambi multiculturali. Quanto ai concerti aperti al pubblico e il galà finale, ci sono ancora dei dettagli in via di definizione, ma tutti, tranne uno che verrà ospitato nell'auditorium delle scuole medie di San Daniele, troveranno sede fuori, a Villa Varda di Bruniera, al Castello di Colloredo e a San Vito al Tagliamento. In sede di conferenza è stato altresì illustrato il progetto Pestiferus, realizzato con i principali attori culturali presenti a San Daniele e rappresentati dai professori Angelo Floramo, Paolo Pattui e Fulvio Turissini. La sezione musicale che partecipa al progetto sarà inserita nella rosa dei concerti della 13ª stagione degli Amici del Pianoforte. Ma l'evento più atteso e imminente è senz'altro il concerto del 9-10 giugno e che è realizzato con la collaborazione di Anatema e il patrocinio del comune di Osoppo, oltre al sostegno di Yerman, Color Print e Consorzio Prosciutto di San Daniele. Sarà il festoso ed eccitante viaggio nel tempo di una grande cantante che rivive i momenti più esaltanti della sua carriera costellata di successi, dal solenne brindisi di Macbeth al festoso campanello, dal grande brindisi di Otello al Libiam di Traviata, dal trascinante Viva il vino spumeggiante di cavalleria rusticana a quello delle nozze dell'Elisir d'amore, con il coro Egidio Fante e 3 solisti di straordinario livello. Euroregione News.